amici, buongiorno, sono Leandro Maggi, per chi mi conosce, per chi non mi conosce, oggi sono qua per parlare di un'associazione che si chiama Promozione Italia, del quale sono socio e che appunto ha un'idea abbastanza interessante, abbastanza importante per le aziende che dal 18 di maggio finalmente riusciranno a rimettersi in pista dopo questo periodo di lockdown che ci ha veramente massacrati tutti. Allora, che dire? La mission in questo momento qua, visto che parliamo di lockdown all'inglese, che vorrebbe dire confinamento, la mission, che vuol dire, diciamo, lo scopo di questa associazione, è appunto far conoscere sia il territorio, ma anche non solo quello, ma anche le aziende del territorio, artigiani, commercianti, eccetera. Perché? Perché non siamo convinti, io e i miei soci, le caratteristiche e le peculiarità del nostro territorio non hanno uguali in altre parti d'Italia. Allora, che dire? Il 18 si riprende, molte aziende si stanno preparando, molte aziende riusciranno a entrare a regime in pochissimo tempo, molte altre invece dovranno un po' soffrire. Perché? Perché vengono fuori da un periodo decisamente difficile prima del lockdown, prima del coronavirus, perché tanti sono i competitor in questo momento sul piatto, agguerriti, fortissimi, l'online da una parte, le centri commerciali dall'altra, il porta a porta, il multilevel e tutto quello che vuoi. Quindi chi fa commerciante e artigiano in questo momento qua è veramente un eroe. Abbiamo detto rientrare a regime. Ci vorrà del tempo, non è che domani riapriamo e domani la gente ritorna. Qualcuno riuscirà a farlo in tempi brevissimi, chi ha uno storico, chi ha una reputazione importante, aziende che sono da anni nel territorio, nel settore, sicuramente faranno meno fatica a venirne fuori. Però ci sono tante aziende giovani, fresche, viene in mente magari un'azienda che ha aperto il 6 marzo e l'11 marzo ha dovuto chiudere, quindi tutti gli impegni del momento, tutto l'investimento fatto per aprire una qualsiasi tipo di attività, ma non solo, ma anche tutte le energie e le speranze che c'era in questa sono andate in fumo. E adesso riaffrontarle, ripartire è dura. Quali sono gli strumenti per ripartire? Fondamentalmente la buona volontà, fondamentalmente la qualità del prodotto, ma soprattutto anche la pubblicità. E qua appunto ne vogliamo parlare. Perché vogliamo parlare di pubblicità? Perché ci sono dei mezzi in questo momento qua per fare delle pubblicità incisive, performanti, che la gente ascolta, vede, che è soddisfatta, che ritorna a comprare oppure viene a comprare da te rispetto a un altro, che con mezzi che prima non c'erano. Siamo tutti vincolati, specialmente la mia generazione, alle pubblicità, non so, radiofoniche, televisive, della carta stampata, il volantino, eccetera. Guardiamo un po' in generale, la pubblicità televisiva e radiofonica ha un grossissimo problema che costa. Costa perché devi fare un investimento talmente importante, nel senso che se vuoi essere appunto seguito e che la gente sappia cosa fai e cosa vendi, devi fare tot passaggi al giorno con costi altissimi, tra l'altro con degli spot che non puoi cambiare neanche ogni giorno, quindi ogni messaggio deve rimanere più o meno nella barra pubblicitaria 15 giorni, 20 giorni, un mese. La carta stampata stesso discorso, costa moltissimo in funzione da un'uscita, due uscite, però che con una distribuzione dei giornali, dei quotidiani, non so, di 6-7 mila copie, se sei fortunato hai 2-3 mila visualizzazioni. Qua rientra il discorso del web. Il web, anche qua c'è un'infinità di proposte e di offerte. Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Google. Bisogna scegliere la proposta giusta per il tuo business e anche soprattutto per il tuo budget. Allora, cosa bisogna fare? Bisogna fare un'operazione di marketing. Che cos'è il marketing? Il marketing è tutte quelle azioni per far conoscere chi sei, cosa fai, che prodotto hai, quanto bravo sei, quanto qua, quanto là, che devi incidere per portarti appunto alla vendita. Quanto incide il marketing? Allora, uno dice, io ho negozio pieno, ho i più bei prodotti del mondo, il marketing inciderà il 10%. 20, 30. Allora, da studi fatti il marketing incide dal 70 all'80%. Una buona operazione di marketing, quindi far conoscere chi sei, aumentare la tua reputazione, far vedere tu come tratti il cliente, tu come lo segui,
tu che prodotti hai, tu che differenze hai rispetto ai tuoi competitor, rispetto ai tuoi concorrenti, tu che servizio mi dai aggiuntivo oltre a vendermi la maglia o a vendermi un paio di scarpe. Tutto questo è marketing, tutto questo ha bisogno di essere seguito, sviluppato e fatto come si deve. Allora, è vero, tutti noi siamo affascinati da Facebook. Facebook investi 2-3 euro al giorno, hai 20-30 mila visualizzazioni di un filmato, se poi l'hai fatto bene, se poi sei simpatico, se poi sei performante, come si dice, sicuramente raggiungi 8, 10, 15, 20 mila visualizzazioni, 100 mila visualizzazioni. Bisogna vedere però dopo, alla fine, quanto queste visualizzazioni porteranno alla vendita, che poi è lo scopo fondamentale di chi fa pubblicità. E quindi, cos'è che vi voglio dire e vi voglio offrire? Primo, e questa è già una partenza importante, non voglio farvi spendere assolutamente niente. Assolutamente non si spende niente. Qua avete visto in tutto il filmato, qua in fianco, qua sotto, una mail. Se voi mi scrivete questa mail, mi dite che tipo di azienda siete, non so, calzature, abbigliamento, tatuaggi, allevamento cani, cosa può essere, vendita di mobili, vendita di salotti, materassi, eccetera, eccetera. Mi dite, io vendo questo articolo qua, mi colloco nel mercato come un'azienda small, medium e large, cioè voi sapete la vostra dimensione rispetto anche agli altri. Mi direte, io sono un'azienda media. Seconda cosa che voglio sapere è la vostra azienda che differenze ha rispetto alle altre. Sono una parrucchiera, io faccio i colpi di sole, io forse, quando non so tantissimo, non sono molto ferrato del settore, però faccio i colpi di sole meglio di tutto il Polesine. Io sono un tatuatore, faccio i tatuaggi più piccoli e più belli perché sono miniaturizzati, eccetera, rispetto agli altri. Ecco, voi mi mandate questa mail, io vi scriverò gratis, non voglio assolutamente niente, neanche grazie, e vi dico la mia idea di una campagna pubblicitaria adeguata alla vostra attività. Perché questo? Perché sono convinto che far crescere il nostro territorio è una delle cose più importanti in questo momento, che è un momento tragico da una parte, ma un momento talmente entusiasmante, dove si potrebbe veramente ripartire. Qualcuno l'ha definito un nuovo rinascimento, magari qua sia un po' allargato, però effettivamente c'è questa possibilità di ritornare ancora ai fasti degli anni 80, ancora degli anni 90, un po' di energia in più. Cioè non molliamo in questo momento qua, specialmente quelli che hanno dovuto chiudere e hanno nel groppone le scadenze, i fatturati che non vengono, i dipendenti da pagare. Non mollate, perché questo qua potrebbe essere un periodo veramente di rinascita economica per il nostro paese, ma soprattutto anche per il nostro territorio. Quindi mi scrivete una mail, mi dite io sono questa azienda qua, vendo questo prodotto, secondo me sono più bravo degli altri in questo settore, e mi dite solamente la mia azienda è piccola o grande o media. Parola di Leandro Maggi, non c'è assolutamente niente da spendere, il progetto ve lo facciamo io e i miei soci gratuitamente e dopo vediamo se riusciamo a tirare su questo territorio straordinario, unico che è il nostro Polesine. Ciao ciao.